Voglio presentarvi, introdurvi il primo ospite canoro. Secondo me è il menestrello della canzone napoletana, io così lo definisco perché è quello che riprende le grandi tradizioni di Roberto Murolo e di altri ancora che ci facevano sentire la canzone napoletana cantata in un certo modo. Lui ha preso questa tradizione e la sta portando avanti in tutto il mondo ed è Mario Maglione. Mario Maglione. Grazie, buonasera a tutti. Allora, come va Mario? Bene, sono felice bene. di ritornare di nuovo al festival da un po' di anni che ci sono mancato e sono particolarmente contento. E poi, anzi, doppiamente felice questa sera di rincontrare questa bellissima orchestra col maestro Toniglio, che canteremo una canzone che lui fece un arrangiamento per me alcuni anni fa, una canzone scritta la riproponiamo subito. Che tu parlavi del grande Roberto Murolo, che questa mia lunghissima e grandissima amicizia che è durata oltre 30 anni, e io vorrei cantare una canzone che lui scrisse, che hanno sempre detto che c'era questa grande rivalità tra lui e il grande Sergio Bruni. Non è vero, perché lui addirittura scrisse una canzone straordinaria che io questa sera vorrei cantare, che è la bellissima Scrivem, che fu scritta proprio per Sergio Bruni a un festival di Napoli. Scrivem Mario Maglione. Grazie. Nada già da vasare in si sto volendo da sono contento ti felice non Grazie maestro, grazie all'orchestra, bellissimo, grazie. Mario, complimenti. Grazie. Mario Maglione.
Senti, prima che vai via, giusto un minutino. Innanzitutto questa è per te da parte dell'organizzazione. Grazie. Mario Maglione, è sempre un piacere averlo come Anche ospite. per me, tantissimo. Allora, vogliamo parlare soltanto un attimino dei tuoi progetti futuri? I miei progetti futuri, spesso io adesso quest'anno, l'anno scorso ho saltato il Giappone, ci ritornerò tra poco, il mese prossimo. Poi sempre in giro, molto all'estero, devo Molto dire la verità, tantissimo, molto giro. E poi un nuovo disco che da 5 anni che non faccio un nuovo disco, però vorrei fare qualcosa di particolare e di diverso. Io la chitarra non la lascio, Vai, assolutamente. prendete Guardate me, la chitarra non la lascio perché è stata per me sempre, rimarrà sempre importantissimo. Ma siccome mi diverto, io amo ancora cantare dopo tantissimi anni che faccio questo lavoro, quando posso avere altri strumenti, l'adrenalina esce fuori. Allora vorrei fare qualcosa di molto E particolare. noi Nei prossimi giorni ci sarà. aspettiamo ardentemente. Grazie a tutti, Mario Maglione. arrivederci, grazie, buon proseguimento, ciao. Ciao Mario. Allora, adesso dopo Mario Maglione abbiamo